Ok, adesso mi sento. Buongiorno questa mattina, non lo so chi mi conosce, io sono Marcello, io sono uno dei pastori della Chiesa Agape. La mia località è un po' più lontana, che io abito a Padova, io sono un po' con la Chiesa di Padova, ma oggi io sarò qua con voi in questo culto. Che Dio possa benedire in questo momento. Mi dispiace perché non parlo tanto italiano ancora e la mia predica sarà in portoghese, avrà una persona che farà la traduzione per noi, e che in questo momento Dio possa toccare il vostro cuore, che Dio possa venire con tutta la sua potenza. E preghiamo per cominciare questo momento di culto. Okay? Dio, io ti ringrazio per questo momento, ti ringrazio perché tu sei il Re dei Re, tu sei il dono della nostra vita, che il tuo Spirito Santo possa venire qua in questo momento e il tuo Spirito Santo possa essere con noi qua, che possa avere libertà in nostro mezzo e che la tua parola possa parlare il nostro cuore, che possiamo uscire da questo momento di culto diverso di quando noi arriviamo. Grazie per questo momento e che questa lode possa venire a te con un profumo buono di sentire. Grazie per questo momento, in nome di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi per lodare il Signore e possiamo questa mattina dichiarare che il nostro Signore regna in noi. Amen. Eccelso Dio, credi sopra il cielo, su ogni monte e mare, il desiderio mio è che ti chiedo a te, è che tu regni in me, Signore, oh regna in me, con il tuo potere, quando ho timore, tu sei qui con me, tu sei Signore, i desideri miei. Signore, dei desideri miei, ti prego regna in me, Signore, ti prego regna in me, Signore, ti prego regna in me, Signore. Continuiamo con la prossima canzone, innalziamo un forte alleluia al Signore, cantiamo perché Egli è degno di ogni lode da parte nostra. Innalzo un alleluia davanti ai miei nemici.
innalzo un alleluia sopra l'incredulità. Innalzo un alleluia, mi armo di una melodia. Innalzo un alleluia, il cielo lotta già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, iniziamo un alleluia. Innalzo un alleluia con tutto quello che è in me. Innalzo un alleluia, il male fuggirà da me. Innalzo un alleluia davanti ai misteri. Innalzo un alleluia, la paura non ha forza in me. Io canterò, io canterò, Io canterò in mezzo alla sempre più forte, sempre più forte. la mia lode ruggirà. La mia lode ruggirà. Una volta ancora, Una volta ancora. la speranza sorgerà. la morte è sconfitta, La morte è sconfitta. il re vivo. Cantalo più forte, 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 davanti ai miei nemici, cantalo più forte, sopra l'incredulità, cantalo più forte, mi armo di una melodia, cantalo più forte. Io canterò, il cielo lotta già per me. io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo. Innalzo un alleluia, 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 innalzo un alleluia. Amen. Gloria a Dio. Amen. Non lo so se adesso possiamo vedere il testo del prossimo canto. Il prossimo canto si chiama Beati, è un canto bellissimo. Stiamo vivendo la fine dei tempi. Gesù sta tornando, vero? Giorni di pandemia, conflitti, giorni di guerra, gente fredda, individualista. Io voglio leggere un versetto della parola del Signore, secondo il libro delle Cronache 7,14. Dice: se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia,
prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io la esaudirò dal cielo, perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. È tempo di pregare, è tempo di acclamare, tempo di pregare per la nostra nazione, amen? Chiedere a Dio di guarire questa terra, convertire queste persone, è tempo di pregare per Italia, per Europa, amen? E è di questa parola che questo canto dice: noi ti preghiamo, ó Signore Dio potente, per questa nazione. Non dobbiamo cantare solo adesso, dobbiamo cantare, pregare e benedire nostra nazione, amen? Amen? Gloria a Dio. Beati sono quelli che sono nella casa tua, Signore. Beati sono quelli che sono nella casa tua, Signore. E prendono la forza in te. E prendono la forza Il loro in te. cuore. I loro cuori sono resi a te. Cantiamo di nuovo questa parte che dice: beati sono quelli che sono nella casa tua, Signore, e prendono la forza in te, i loro cuori sono arresi a te, amen? Cantiamo. Beati sono quelli che sono nella casa tua, sono nella casa tua, Signore. Prendono la forza in te, e prendono la forza in te. il loro cuore. I loro cuori sono resi a te. E noi cresceremo di gloria in gloria, fino a che il tuo volto noi vedremo. Noi ti preghiamo, noi ti preghiamo, oh Signore Dio potente, per questa nazione, per questa nazione. Vieni a salvare, per benedire. beati, Beati sono quelli che nella casa tua, Signore, sono nella casa tua, Signore. e prendono la forza in te, E prendono la forza in te. i loro cuori sono arresi a te, I loro cuori sono arresi e noi a te. cresceremo di gloria in gloria. E noi cresceremo di gloria in gloria, fino a che il tuo volto noi vedremo. Noi ti preghiamo, Noi ti preghiamo, oh Signore Dio potente, per questa nazione, per questa nazione. Vieni a salvare, a benedire. Noi ti preghiamo, oh Signore Dio potente, per questa nazione. per questa nazione. Vieni a salvare. Solo tu sei santo, Solo tu sei santo, solo tu sei santo, solo tu sei santo, Signore. cantiamo, cantiamo, Solo tu sei santo, Dichiariamo. Solo tu sei santo, solo tu sei santo, Signore. solo tu sei santo, Solo tu sei santo, solo tu sei santo, solo tu sei santo, Signore. cantiamo, Solo tu sei santo, solo tu sei santo, solo tu sei santo, Signore. Noi ti preghiamo, oh Signore Dio potente, per questa
per questa nazione, vieni a salvare, a benedire, noi ti preghiamo, oh Signore Dio potente, per questa nazione, vieni a salvare, a benedire. Alleluia, gloria al Signore, amen. Cantiamo adesso Buon Padre. Dio è un buon Padre, un Padre presente, un Padre meraviglioso, prende cura di noi, Dio è un Padre, amen. Possiamo cantare questo canto? Alleluia, Signore. Tu sei un buon Padre per noi, Signore. Io so le mille storie che narrano di te, ma nella notte hai sussurrato al mio cuore, mi ha detto che ti do gioia e che sei sempre con me. Cantiamo. Dio, tu sei un buon Padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io, ho visto molti cercare risposte lontano da te, ma so che Alleluia. ogni risposta proviene solamente da te, e conosci tutto già prima che parliamo con te. Dio, tu sei un buon Padre, tu lo sei, alleluia, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Sei perfetto. Sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, per noi sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, per noi. Amore innegabile che scuote tutto in me, pace inspiegabile che io mai capirò. Tu mi chiami a conoscere a fondo il tuo amore profondo, il tuo Amore. profondo, amor, Dio, tu sei un buon Padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio Dio, tu sei. io. Dio, tu sei un buon Padre, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. In tempo di pandemia, a volte manca
un abbraccio, vero? Abbracciare le persone, stare vicino, a fianco. Lei è mia figlia, io posso abbracciare lei, ma a volte non è così. In questo tempo freddo manca un abbraccio, ma Dio è un padre presente, Lui puoi abbracciare. Puoi fare così? Fa così adesso. Possiamo cantare questa parte e adesso tu puoi sentire l'abbraccio del Signore. Amen? Dio, tu sei un buon padre. Dio ti ama, prendi cura di te. Lui ti abbraccia. Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Ogni giorno, Signore, tu sei veramente un buon padre, tu sei quello che ci fa svegliare ogni mattina qua. Signore, grazie perché ci indichi sempre la via, ci dai sempre le cose di cui abbiamo bisogno, Signore. Tu sei perfetto, Signore, tu sei perfetto in ogni via, tu sei un buonissimo Padre, tu ci dai tutto l'amore che noi non possiamo mai avere. Ti ringrazio, Signore, perché abbiamo tutto questo amore, Signore. Grazie ancora nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Oi. Ok, com'è bello poter vedere questi giovani lodando a Dio, e è meraviglioso sentire questo amore di Dio in noi. Prima di cominciare, i bambini si può andare per fare la scuola per i bambini, non lo so questo in italiano, va bene. Adesso cambierò la lingua per portoghese, che io sarò un po' più confortabile per parlare con voi. Vittoria sarà qua con me, mi aiutando. È molto bom poder estar aqui com vocês. È molto bello stare qui con voi. É a primeira vez que eu prego aqui em Treviso. È la prima volta che predico qua a Treviso. E é um prazer poder fazer isso aqui com vocês. Ed è un piacere farlo qui con voi. Deus chamou a nossa família para missões há mais ou menos uns 3 anos. Dio ha chiamato la nostra famiglia per le missioni da 3 anni. E há 2 anos atrás nós viemos aqui a essa igreja com um grupo de jovens do Brasil. 2 anni fa siamo venuti qua in questa chiesa con un gruppo di giovani. E o pastor Caio nos convidou para retornar. E Pastor Caio è venuto qua e ci ha invitato a ritornare. E hoje, ok. E hoje é o momento que quase, a Vitória, ok. E é um cumprimento daquilo que Deus nos chamou lá atrás. Isso está se cumprindo hoje aqui. Ed è un compiere di quello che Dio ci ha chiesto anni fa e quello che si sta compiendo oggi. Então, por isso eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Ed è quello che volevo dire, che è un piacere stare qui con voi oggi. E hoje, continuando a sequência, a série de pregações que os pastores têm feito na igreja, E oggi, continuando tutta la serie delle prediche che hanno fatto i pastori oggi, nós vamos falar hoje sobre amar os nossos inimigos. oggi parleremo sul amare i nostri nemici. Quem aqui acha que é fácil
amar o seu inimigo? Chi è che pensa qui che è facile amare il proprio nemico? É fácil? É facile? tranquilo? È tranquillo. Não? Né? É algo que é muito complicado. È un qualcosa di molto complicato. Às vezes a gente pode estar pensando, mas eu não tenho nenhum inimigo. A volte noi potremmo pensare, ma io non ho un nemico. Eu amo todo mundo, Io amo tutti quanti, todo mundo me ama, tutti quanti mi amano, mas na realidade não é assim. ma in realtà non è così. Né? E eu queria ler alguns versículos que serão a base da nossa pregação hoje. E io vorrei leggere alcuni versetti che saranno la base della nostra predica. Então, lá em Mateus 5,44, In Matteo 5,44, a Vitória vai ler diretamente em italiano para vocês. Então, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. e também depois temos lá em Lucas 6, de 27 a 28. E dopo abbiamo in Luca 6, dal versetto 27 al 28. Ma voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. E um último texto que é um pouquinho maior, continuando lá em Lucas, né, lá de 6, 32 a 34. Luca 6 da 32 a 34. Sì. Mhm. Se amate quelli che vi amano, quale grazia ne avete? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, quale grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Luca 6 da 32 a 35. É isso. E minha pergunta para vocês hoje: E la mia domanda per voi oggi: quem são esses nossos inimigos? chi sono questi nostri nemici? Quem vocês imaginam que possa ser nossos inimigos? Chi immaginate che siano i nostri nemici? Pode ser aquela pessoa que nos fez mal, Può essere quella persona che ci ha provocato del male, mas também pode ser um parente, ma può anche essere un parente, um amigo, un amico, que de repente por algum motivo, de alguma palavra que a gente falou, pode ser um parente, um amigo, que por alguma palavra ou algo que a gente fez para essa pessoa, può essere un parente, un amico, per una parola che ci ha detto, de alguma forma foi entendida errada, di una qualsiasi forma, può darsi che l'abbiamo capita male, ou o nosso comportamento com essa pessoa foi mal. o il nostro comportamento verso questa persona può darsi che sia stato male, E essa pessoa, ela se torna um inimigo nosso. e questa persona diventa un nostro nemico. Se a gente analisar um pouquinho a Bíblia, ali o ministério de Jesus, Se noi analizziamo un po' la Bibbia, il ministero di Gesù, Jesus tinha alguns inimigos, Gesù aveva alcuni nemici, mas não quer dizer que Jesus errou. ma questo non vuol dire che Gesù ha sbagliato, É porque Jesus estava num caminho è perché Gesù stava in un cammino e essas pessoas estavam contra esse caminho que Jesus estava propondo. e queste persone stavano contro il cammino di Gesù. E fez com que eles se tornassem inimigos de Jesus, inimigos E de Deus. questo fece diventare queste persone nemico di Gesù. Mas também tem aquelas pessoas que são difíceis da gente amar. Ma ci sono anche delle persone che diventano difficili da amare, Não é verdade? non è vero? Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala: eu não gosto tanto de você. A volte guardiamo una persona e diciamo non mi piaci tanto. Às vezes uma pessoa é mais séria, A volte una persona è più seria, às vezes brincalhona demais, a volte una persona è troppo divertente, troppo simpatica, né? Troppo scherzante. troppo scherzosa E que às vezes não faz com que a gente tenha uma relação
boa com essa pessoa. E questo determina il fatto che non possiamo avere una relazione buona. Às vezes, as pessoas são muito parecidas com nós mesmos. A volte alcune persone sono molto simili a noi. E da mesma forma, a gente não consegue se encontrar com essa pessoa, não consegue ter uma ligação com E essa della pessoa. stessa forma non riusciamo ad avere una relazione, un legame con questa persona. Porque parece que a gente está lidando com o nosso espelho. Perché sembra che stiamo legando col nostro specchio. Algumas dessas pessoas não são exatamente nossos inimigos. Alcune di queste persone non sono specificamente dei nostri nemici, São apenas pessoas difíceis de lidar. sono appena persone difficili con cui lavorare. São pessoas que precisam do nosso amor Sono persone che necessitano del nostro amore e precisam que a gente dê o nosso ser, o nosso todo para eles. e necessitano che noi diamo il nostro essere. Eu vou contar uma história, uma breve história aqui. Racconterò una piccola storia. Volta e meia, a minha filha, ela chega do colégio, Quando mia figlia arriva dalla scuola, ela sempre diz: "Ah, aquela pessoa é chata. lei sempre dice: ah, quella persona è antipatica, Ah, aquela pessoa eu não gosto muito." ah, quella persona non mi piace tanto. E a gente sempre fala: "Filha, E noi diciamo sempre: figlia, todos nós temos um tipo de chatice. tutti noi abbiamo un tipo di antipatia, Todos nós temos aquilo que às vezes desagrada o outro. abbiamo sempre un qualcosa che, mamma mia, non piace all'altra persona. E a gente precisa entender a outro E noi dobbiamo capire l'altra persona para a gente conseguir amar a outra pessoa. per riuscire ad amare l'altra persona. Porque muitas vezes, né, como a palavra de Deus diz, Perché molte volte, come la parola di Dio dice, é muito mais fácil ver o cisco que está no olho do nosso irmão. è molto facile vedere. O cisco é Ai, Signor. Ecco, brava, la trave nell'occhio della persona. do que a trave que está no nosso. Invece che la trave nel nostro occhio. Né, é mais fácil apontar o dedo para o outro È più facile puntare il dito all'altro do que olhar os nossos problemas. invece che guardare noi stessi i nostri problemi. Nós devemos amar os nossos inimigos. Noi dobbiamo amare i nostri nemici. E quando a gente fala desse amor, né, quando a gente fala desse amor profundo, E quando noi parliamo di questo amore profondo, vem uma pergunta: ci viene una domanda. o que é esse amor? Che cos'è questo amore? Pode passar o slide um pouquinho mais para frente que tem, né? O que é esse amor? Como que é esse amor? Com'è questo amore? Até que ponto esse amor ele nos envolve? Fino a che punto questo amore ci coinvolge? Da onde esse amor vem? Da dove proviene questo amore? Como que ele nasce dentro de nós? Come nasce questo amore E dentro como di que noi? ele permanece dentro de nós? E come rimane dentro di noi? É difícil humanamente a gente pensar dessa forma, È difficile umanamente pensare in questa maniera, porque esse amor, perché questo amore ele não é um amor humano, non è un amore umano, questo não amore. é algo natural nosso, Non è un qualcosa di naturale di nostro, é algo que tem que vir do Senhor, è un qualcosa che deve venire dal Signore, é algo que tem que vir do alto, è un qualcosa che deve venire dall'alto, transformar nosso coração trasformare il nostro cuore e ir para as outras pessoas. e andare verso le altre persone. A gente só vai conseguir cumprir esse mandamento Noi riusciremo a compiere questo mandamento que diz lá em Mateus 5:44. che dice in Matteo Il 5,44: primo. Amem os seus inimigos. amate i vostri nemici. Quando esse amor Quando questo amore vem do alto viene dall'alto e nos enche. e ci riempie. Mas Ma esse amor também, ele é uma decisão. questo amore è anche una decisione. Ele começa de uma decisão nossa para com o outro. Questo amore comincia da una decisione nostra verso l'altro. É difícil a gente conseguir amar o outro È difficile che riusciamo ad amare l'altro somente com sentimento. solamente con sentimento. A gente tem que decidir amar o outro, Noi dobbiamo decidere di amare l'altra persona, porque amar é
uma decisão. perché amare è una decisione. Então a gente tem que pensar um pouquinho a respeito disso. Quindi noi dobbiamo pensare un po' rispetto a questa Quando a gente questa começou a cosa. falar ali atrás sobre as pessoas que a gente não gosta ou os nossos inimigos, Quando noi abbiamo iniziato a parlare sulle persone che a noi non piacciono, le persone che sono i nostri nemici, dificilmente eu vou olhar para ela e vou falar: tem um sentimento de amor por você. difficilmente la guarderemo e diremo ho un sentimento di amore verso di te. Não vai nascer naturalmente esse amor por uma pessoa que é nosso inimigo. Non nascerà naturalmente un amore che abbiamo verso il nostro nemico. Nós temos que decidir amar essa pessoa. Noi dobbiamo decidere di amare questa persona. O amor, ele preserva o evangelho, o verdadeiro evangelho. L'amore preserva O verdadeiro, il verdadeiro vero evangelho. Evangelio. Sì. Vangelo. Evangelho. Ecco. É. Quando Jesus faz esse mandamento, lá em Mateus 5,44, Quando Gesù fa questo comandamento in Matteo 5,44, ele está se referindo à lei lá atrás, lá em Levíticos 19:18. lui si riferisce al mandamento in Levitico 19:18, 19,18. que diz assim: Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore. Então, nesse momento, o que os judeus entendiam? Allora, in questo momento, i giudei cosa hanno capito? Ele estava dizendo ali que você tem que amar o seu povo, Lì diceva che loro dovevano amare il loro popolo né, como a si mesmo. come loro stessi. Então, era uma desculpa para dizer: não, eu amo aqui quem é do meu povo, quem está junto a mim. Allora era una scusa per dire io amo le persone del mio popolo come me. Mas Jesus, ele vem trazer uma verdade diferente daquilo que eles vinham trazendo. Allora Gesù porta una verità diversa rispetto a quella che i giudei stavano portando. Porque quando Jesus dizia: eu tenho que amar o samaritano, Perché quando Gesù diceva io devo amare il samaritano, para os judeus era algo terrível. per i giudei era terribile. Eles não queriam nem pisar na terra ali deles, I giudei non volevano neanche calpestare la terra porque eles se tornariam sujos. perché loro si tornerebbero sporchi. E quantas vezes nós pensamos da mesma forma? E quante volte noi pensiamo della stessa maniera? Eu amo o meu próximo se ele estiver aqui, próximo a mim. Io amo il mio prossimo solo se è vicino a me, qui. Só a minha família, Solo la mia famiglia, só os meus amigos. solo i miei amici. Mas e aqueles que, porventura, estão contra nós de uma forma que a gente nem enxerga? E quelli che sono contro di noi, che non riusciamo neanche a vedere. Né? Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente tenta dar um jeitinho Molte volte noi leggiamo la parola di Dio e cerchiamo di dare quella dritta per piacere a noi, para que a gente consiga fazer aquilo que a gente quer usando a Bíblia. per cercare di fare quello che noi vogliamo cercando di usare la Bibbia. A gente usa um texto sem um contexto, Noi prendiamo un testo senza un contesto, pegamos uma partezinha pequena, prendiamo un pezzo piccolo, ou a gente tenta fazer o entendimento daquele texto diferente do que realmente está dizendo. o noi cerchiamo di capire il versetto in maniera diversa. Mas o que a palavra de Deus nos diz Ma la parola di Dio ci dice: é que nós devemos amar os nossos inimigos. noi dobbiamo amare i nostri nemici. Devemos amar aqueles que estão se opondo a nós. Dobbiamo amare quelli che sono opposti a noi. É isso que Jesus traz, essa luz que Ele quer trazer para a nossa vida. È quello che Gesù porta una luce, che vuole portare a noi. Jesus, Ele é a raiz desse amor. Gesù è la radice di questo amore. É só através dele que a gente consegue amar dessa forma diferente. È solo attraverso di Lui che riusciremo ad amare in questa maniera. Jesus, Ele foi o único que nos amou de forma completa e incondicional. Gesù è stato l'unico
che ci ha amato di forma completa ed incondizionale. O seu exemplo, o exemplo do seu amor, Il tuo esempio é o exemplo de Jesus. è l'esempio di Gesù. É que o seu amor sacrificial é que nos trouxe até Ele. È l'amore del sacrificio che ci ha portato verso di Lui. Em 2 Coríntios 5,14 diz o seguinte: In 2 Corinzi 5,14 dice così: Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. E é isso que a gente tem que entender, que o amor de Cristo, ele nos constrange. Allora è questo che noi dobbiamo capire, che l'amore di Cristo ci Constrange. Constringe. costringe. É isso que a gente precisa entender, È questo che dobbiamo capire, que a gente precisa ter esse amor sacrificial, não só por aqueles que nós amamos, che noi dobbiamo avere questo amore di sacrificio non solo per quelli che amiamo, mas também por aqueles que se opõem a nós. ma anche quelli che sono opposti a noi. Na segunda parte desse versículo de Mateus 5,44, Nella seconda parte del versetto di Matteo 5,44 ele diz o seguinte: dice così: devemos orar dobbiamo pregare por aqueles que nos perseguem. per quelli che ci perseguitano. Qual o sentimento que a gente, quando a gente olha para os nossos inimigos, o que a gente sente? Qual è il sentimento che abbiamo quando guardiamo i nostri nemici? Cosa sentiamo? Podem dizer, digam, eu sinto raiva. Potete dire, io provo rabbia. O que mais? Alguém tem algum sentimento que Qualcuno ha un pode brotar? sentimento qua? Hã? Indifferenza. Indiferença, nervosismo, desprezo, né? E eu achei duas palavras que vocês falaram muito boas: Io ho trovato queste due parole che avete detto molto Indifferenza. buone. Indifferenza e desprezo. e disprezzo. Indiferença, vocês sabem a diferença dessas duas palavras? Sapete la differenza di queste due parole? Indiferença, eu não tô nem aí para aquela pessoa. Indifferenza è non mi importa nulla di quella persona. Desprezo, eu quero o mal daquela outra pessoa. Disprezzo, io voglio il male per quella persona. Eu quero o pior para ela. Io voglio il peggio per quella persona. Quantas vezes a gente está longe de sentir compaixão por essas pessoas? Quante volte siamo lontani dal provare compassione per questa persona? Se a gente conseguir entender essa segunda parte do versículo, Se noi riusciamo a capire questa seconda parte que del nós devemos versetto, orar pelos nossos inimigos, che noi dobbiamo pregare per i nostri nemici, a gente chega na mesma conclusão que a gente falou um pouquinho atrás. noi arriveremo alla stessa conclusione che abbiamo detto un po' più indietro, Que orar por alguém che pregare per qualcuno é também uma decisão. è anche quella una decisione. Eu nunca vou ter vontade Io non avrò mai voglia de orar por alguém que eu odeio, di pregare per qualcuno che io odio, de orar por alguém que é meu inimigo, que está indo contra mim. per pregare per qualcuno che è un mio nemico che mi va contro. Então, orar é resultado da obediência de amar. Allora il pregare è il risultato dell'obbedienza dell'amare. Então, se a gente ama, se a gente diz que ama o nosso inimigo, Allora se noi amiamo o diciamo che amiamo il nostro nemico, a gente deve orar por essa pessoa. noi dobbiamo pregare per questa persona. É difícil conseguir entender È difficile cercare di capire uma pessoa que se diz cristão una persona che si dice cristiano e olha para o lado e guarda di fianco e vê uma pessoa indo para o inferno e vede una persona che va all'inferno e não tem compaixão para orar por essa pessoa, e non ha compassione di pregare per questa persona, mesmo se ela for o nosso inimigo. anche se questa persona è il nostro nemico. Eu não consigo entender Io non riesco a capire dentro da nossa comunidade como irmãos, dentro la nostra comunità come fratelli in Cristo, quando há uma desavença entre irmãos quando c'è un'avversità tra fratelli. e essas pessoas elas simplesmente não falam uma com a outra, Allora queste persone semplicemente non si parlano tra di loro, vira as costas. girano le spalle. Que amor é esse? Che amore è questo? É esse amor que Cristo nos ensina? È questo amore che il Signore ci É insegna? esse amor sacrificial que Ele deu na cruz È questo amore del sacrificio che ha dato in croce?
para que a gente simplesmente por uma divergência che semplicemente per una discussione a gente vira as costas e não quer saber do nosso irmão. noi diamo le spalle e non ci importa più niente del nostro fratello. A gente tem que ter o nosso coração Noi dobbiamo avere il nostro cuore rendido a Cristo, reso a Cristo, para que a gente consiga transformar essa nação, affinché noi riusciamo a trasformare questa para nazione, que a gente consiga transformar o povo de Deus, affinché riusciamo a trasformare il popolo di Dio, para que a gente consiga amar uns aos outros affinché verdadeiramente. riusciamo ad amare i nostri nemici. Não sei se vocês conseguem entender a profundidade disso. Non so se riuscite a capire la profondità di tutto ciò. Quantas igrejas se quebram por coisas pequenas? Quante chiese si spezzano per cose superficiali, per cose piccole. Eu já vi igreja se dividindo porque o pastor pintou o templo de uma cor que algumas pessoas não gostavam. Ho visto una chiesa spezzarsi perché il pastore ha pitturato il tetto di un colore che non piaceva. É motivo para você quebrar uma igreja? È motivo per spezzare una chiesa? Na verdade, não existe motivo para você quebrar uma igreja. Non esiste motivo per spezzare una chiesa, Porque o nosso pensamento, ele tem que vir um pensamento do alto. perché il nostro pensiero deve venire da un pensiero dall'alto. É o reino de Deus que deve se estabelecer nessa terra. È il regno di Dio che si deve stabilire qua in questa terra. É esse pensamento que nós devemos ter. È questo pensiero che dobbiamo avere. A gente não deve ter inimigos dentro da nossa comunidade. Noi non dobbiamo avere nemici nella nostra Eu não comunità. estou dizendo que você precisa ser o melhor amigo de todo mundo, Io non sto dicendo che devi essere il miglior amico di tutti, mas você precisa amar sacrificialmente o teu irmão. ma tu devi amare sacrificialmente il tuo fratello. Você deve amar sacrificialmente aquele que é seu inimigo. Tu devi amare sacrificialmente il tuo nemico. Amar o outro, Amare il prossimo, amar o nosso inimigo, amare i nostri nemici, mostra que nós somos filhos de Deus. mostra il fatto che noi siamo figli di Dio. Nós devemos ser imitadores de Cristo, Noi dobbiamo essere imitatori di Cristo, da mesma forma que Ele nos amou na cruz. nella stessa forma in cui Lui ci amò nella croce. Devemos amar o outro. Dobbiamo amare il prossimo. Parece que eu estou sendo um pouco repetitivo nessa questão de enfatizar esse amor, Sembra che io sia un po' ripetitivo nell'enfatizzare questo amore, mas é isso que a gente precisa entender e que muitas vezes a gente deixa de lado. ma è questo che dobbiamo capire, che a volte lo lasciamo di lato. Né? E a gente precisa desenvolver essa característica do amor. A gente precisa conseguir voltar a ter esse amor que flui de dentro de nós. E noi dobbiamo disinvolvere questo amore, tirare fuori questo amore. A gente, muitas vezes, Noi molte volte, como cristãos, come cristiani, a gente gosta de mostrar ao outro que nós somos cristãos. ci piace mostrare al prossimo che siamo cristiani. Às vezes você não olha para aquele irmãozinho e fala, nossa, como eu queria ser espiritual como ele. A volte non guardi quello di fianco a te, quel fratello lì in fondo, mamma mia, quanto vorrei essere spirituale Eu come queria quella ser igual o persona. Rubinho, assim, ó, cantando ali, adorando. Cantando, adorando come lui. Mas a gente precisa saber do nosso coração. Ma noi dobbiamo sapere del nostro cuore. A gente não precisa aparecer para os outros. Noi non dobbiamo apparire per gli altri. A gente não precisa fazer aquelas orações esplendorosas Non dobbiamo fare quelle preghiere splendide para que todos vejam, olha como ele ora bem. affinché tutti dicono, mamma mia, guarda come prega bene. Ou como, porque é assim que os hipócritas faziam. Perché è così che gli ipocriti facevano. A palavra de Deus diz que a gente deve ir para o nosso quarto La parola di Dio dice che noi dobbiamo andare nella nostra camera e orar ali, individualmente, no secreto com Deus. e pregare individualmente nel segreto con Dio. Em Salmo 51, 17, In Salmo 51:17 diz assim: dice così: sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato.
É esse sacrifício que Deus espera de nós. È il sacrificio che Dio si aspetta di De um noi, coração quebrantado, di un cuore spezzato, contrito, triste, que vai diante de Deus. che si porta davanti a Dio. A nossa tarefa como cristãos Il nostro compito come cristiani é amar o próximo. è amare il prossimo. A gente tem que se importar com a eternidade de cada um que está à nossa volta. Noi dobbiamo importarci con l'eternità di ognuno che ci sta al nostro fianco, Para que a gente não venha ser culpado daquele que foi para o inferno. affinché noi non siamo incolpati per quello che è andato in inferno. Às vezes, aquela pessoa que está do nosso lado, A volte quella persona che sta al nostro fianco, você vai ser a única igreja, o único cristão que ela vai ver na vida dela. tu sarai l'unica chiesa, l'unico cristiano che quella persona vedrà. Talvez a única oportunidade que ela vai ter de se encontrar com o Evangelho. Forse è l'unica opportunità che la persona avrà per incontrarsi con il Vangelo. A gente não pode perder essa chance. Noi non possiamo perdere questa chance. A gente precisa entregar o Evangelho para essa pessoa. Noi dobbiamo portare il Vangelo a questa persona. E a gente falou sobre conseguir amar o nosso inimigo, Noi abbiamo parlato di cercare di amare il nostro nemico, de orar pelos nossos di inimigos, pregare per il nostro nemico, mas tem algo importante que também a gente deve fazer como Cristo ma fez, c'è un qualcosa di importante che dobbiamo fare, que é perdoar aqueles que nos fizeram mal. che è perdonare le persone che ci hanno provocato del male. Isso é fácil, gente? Questo è facile? Você consegue perdoar facilmente? Tu riesci a perdonare facilmente? Para mim é muito difícil. Per me è molto difficile. Quando eu estava preparando esse sermão, Quando stavo preparando questa predica, eu estava falando com a minha esposa io stavo parlando con mia moglie e a gente estava comentando sobre algo que aconteceu na família dela. e stavamo commentando su un fatto che è successo nella sua famiglia. E acabou que duas irmãs, elas brigaram. È finita che due sorelle di mia moglie hanno litigato. As tias, né, na verdade. Ah, ok, le zie. E por 10 anos, E per 10 anni elas não se falavam. non si parlano Elas moravam uma na frente da outra. e vivevano una davanti all'altra. E existiam, né, os filhos, a minha esposa e seu irmão, e os filhos da tia. E esistevano la moglie e i suoi fratelli e i figli della zia, Que são os primos. che sono i cugini, E não podiam brincar. e non potevano giocare. Por 10 anos, eles não podiam nem se falar. Per 10 anni non potevano neanche parlarsi, Por uma briga que houve com as irmãs. per una discussione che hanno avuto tra sorelle. Quantas vezes a gente vê isso dentro da igreja, gente? Quante volte noi vediamo una cosa del genere in chiesa? Você está sentado um do lado do outro, Tu sei seduto uno di fianco all'altro. mas não conversa porque aí eu briguei com ela. Ah, ma non parli con la persona al tuo fianco perché ci ho litigato. Ah, porque eu acho que não gosto dessa pessoa. Ah, perché non mi piace questa persona. Que amor que é esse, gente? Che amore è questo? É isso que Jesus ensina? È questo che Gesù ci insegna? É isso que a gente precisa È questo che noi necessitiamo dentro da nossa igreja? dentro la nostra chiesa? Quantas vezes uma pessoa faz um mal para você e você fica anos sem olhar para aquela pessoa, Quante sem volte- falar com aquela pessoa? Quante volte una persona ci provoca del male e noi semplicemente non le parliamo o ci allontaniamo da questa persona? E essa falta de perdão, ela muitas vezes faz mal a nós mesmos, muito mais mal a nós mesmos do que ao outro. E molte volte questa mancanza di perdono provoca più male a noi stessi che all'altra persona. A falta de perdão é como se a gente tomasse o veneno, La mancanza di perdono è come se noi bevessimo del veleno esperando que o outro morresse. aspettando che l'altro muoia. Consegue entender o problema da falta de perdão? Avete capito il problema della mancanza di perdono? Da mesma forma Nella stessa maniera que amar é uma decisão, che amare è una decisione, orar pelos nossos inimigos é uma decisão, pregare per i nostri nemici è una decisione, perdoar também
é uma decisão. Perdonare è anche questa una decisione. Não importa o que essa pessoa fez contra você. Non importa cosa la persona abbia fatto contro di te, É uma decisão que parte do seu coração para com a outra. è una decisione che parte dal tuo cuore verso l'altra persona, Para que não haja nada que uma pessoa possa falar contra você. affinché non ci sia nulla che la persona possa dire qualcosa contro Ou di que o te inimigo possa nos acusar. o che il nemico ci possa accusare. Porque você não está perdoando. Porque você não está fazendo isso pelo seu inimigo ou pela pessoa que você tem essa desavença. Perché tu non stai perdonando, perché tu non stai perdonando il tuo nemico in cui c'è un'avversità. Eu quero dar um testemunho pessoal. Io voglio dare una testimonianza personale. Eu vou tentar fazer algo bem genérico, né, para não. Cercherò di fare un qualcosa molto generico, Mas eu tenho falado isso algumas vezes a Padova. ma ne ho parlato più volte a Padova. Mas houve um momento da nossa vida que a gente entendeu que tinha uma pessoa fazendo mal contra a nossa família sem que a gente soubesse. Ma c'è stato un momento in cui abbiamo capito che c'era una persona che stava facendo del male alla nostra famiglia senza che noi lo sapessimo. Em um momento de muita dificuldade que a gente estava passando. In un momento in cui stavamo passando un momento molto difficile. A gente estava numa casa alugada Noi stavamo in una casa in affitto e a gente descobriu que ali dentro tinha uma macumba contra a nossa família. e noi abbiamo scoperto che lì dentro in quella casa c'era una macumba contro la nostra famiglia. Né? Uma feitiçaria, né? Un malocchio. E aí eu consegui entender que muitas daquelas barreiras, aquelas dificuldades, E io ho iniziato a capire che molte barriere, molte difficoltà che abbiamo avuto, não que aquilo tenha mais poder que Deus, não estou dizendo isso, non che quello abbia più potere di Dio, mas as barreiras elas se levantam também. ma le barriere si alzano. E quando eu descobri quem provavelmente tinha feito aquilo contra a nossa vida, E quando ho scoperto chi aveva provocato quello contro le nostre vite, a minha primeira reação la mia prima reazione foi: Deus, manda fogo do è céu! stato: Dio, manda fuoco del cielo! Mas ele me lembrou Ma Dio mi ha ricordato que eu devo amar os meus inimigos. che io devo amare i miei nemici. E toda vez que eu lembro dessa pessoa, toda vez que eu lembro dessa pessoa, Tutte le volte che mi ricordo di questa persona, eu oro por ela. io prego per lei E eu oro pela família dela, e prego per la sua famiglia, para que ela tenha um encontro real com Jesus. affinché lei abbia un incontro reale con Dio. E às vezes a gente fica, né? Deus, mas eu já perdoei essa pessoa. A volte noi rimaniamo: ma Dio, io ho già perdonato questa persona. Ela fez de novo, Ma lei l'ha fatto di nuovo, e de novo, e di nuovo, e de novo. e di nuovo. E não para. E non smette. O que a palavra de Deus nos diz? Cosa dice la parola di Dio? Lá em Mateus 18, de 21 a 22, Jesus responde isso para Pedro. Là in Matteo 18 da 21 a 22 risponde a Pietro. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Gente, é muito difícil perdoar. Gente, è molto difficile perdonare. Mas se você quer que o outro mude, Ma se tu vuoi che l'altra persona cambi, a mudança tem que começar em nós. il cambiamento deve iniziare da noi. Eu estava falando com a Vitória hoje, antes de começar o culto, Io stavo parlando con Vittoria prima del culto, que esse amor de Deus ele tem que vir na nossa vida. che questo amore di Dio deve venire nella nostra vita, Ele tem que mudar o nosso coração, deve cambiare il nostro cuore, para depois ele fluir de nós para os outros. per poi fluire tramite di noi verso gli altri. Essa mudança, Questo cambiamento, essa disposição de coração questa disponibilità del nostro cuore tem que primeiro começar em nós, deve prima cominciare in noi, para que a gente possa ver que todas as pessoas ao nosso redor se modifiquem. affinché noi possiamo vedere tutte le persone al nostro fianco inizino a cambiare. Você pode fechar os seus olhos agora, Potete nesse chiudere i momento? vostri occhi? Eu não sei como que está o teu coração, Io non so com'è il tuo cuore,
Eu não sei da sua vida. Non so nulla della tua vita. Eu não sei quem te fez mal. Non so che ti ha provocato del male. Eu não sei quem você precisa perdoar. Non so di cui tu necessiti di perdonare. Mas você precisa entender Ma tu hai bisogno di capire que Deus quer transformar o teu coração hoje. che Dio vuole trasformare il tuo cuore oggi. É preciso que você mude primeiro, C'è bisogno che tu cambi prima, para que aquela pessoa que você está pensando nesse momento affinché quella persona in cui tu stai pensando in questo momento possa mudar num próximo passo. possa cambiare nel prossimo passo. Quem que você deve pedir perdão hoje? Tu devi chiedere il perdono oggi. Quem que você deve perdoar hoje? A chi devi perdonare oggi? Eu não sei se você já alguma vez na tua vida Io non so se in qualche momento della tua vita você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. hai accettato Gesù Cristo come Signore e Cristo Salvatore. Se você nunca fez isso, Se tu non hai mai fatto questo, hoje é a oportunidade para que você o aceite, oggi hai l'opportunità di accettarlo, para que você mude o seu coração affinché tu cambi il tuo cuore e que você comece a transformar o teu coração em amor, e che tu cominci a trasformare il tuo cuore in amore para transformar as vidas das outras per pessoas. cambiare la vita delle altre persone. Se você tem esse desejo hoje Se tu hai questo desiderio oggi de aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, di accettare il Signore Cristo come Salvatore della tua vita, você pode erguer uma das suas mãos só fazendo puoi um alzare sinal. la tua mano. Amém. Amen. Amém. 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 Eu sei que Deus tem algo diferente para sua vida. Io so che Dio ha un qualcosa di diverso per la tua vita. E a segunda coisa que eu quero falar para E la vocês seconda cosa che vi voglio dire é se você quer se reconciliar com o Senhor, è che se tu vuoi riconciliarti col Signore, dessa forma desse perdão que você precisa transformar a tua vida, con questo perdono che devi trasformare la tua vita, é o momento de você fazer isso hoje è il também. momento di farlo oggi. Se você quer se entregar e colocar todo esse peso diante da cruz do Senhor, Se tu ti vuoi consegnare, toglierti tutti questi pesi e metterli davanti alla croce del Signore, você pode se colocar de joelho onde você está ti puoi mettere in ginocchio dove sei e orar ao Senhor, e chiedere al Signore, pregare, pedindo para que Ele transforme teu coração, chiedendo che trasformi il tuo cuore, para que Ele possa mudar isso affinché Lui possa cambiare questo, e que o inimigo não possa te acusar mais de nada. affinché il nemico non ti possa accusare più di nulla. Nada, nada. Nulla, nulla. É só Cristo que transforma a nossa vida. È solo Cristo che trasforma le nostre vite. Essa mudança começa em nós. Questo cambiamento inizia da noi. Não importa o que você fez. Não importa o que a pessoa fez por você. Non importa quello che la persona ha fatto contro di te. O importante é que você leve isso L'importante è che tu ti porti questo aos pés da cruz de Cristo. davanti alla croce di Gesù. Deus, nesse momento, Pai, Signore, in questo momento eu oro ao Senhor, io ti prego, Signore, pedindo para que Teu Espírito Santo chiedendo che lo Spirito Santo transforme os corações. trasformi i cuori. Transforme a vida dessas pessoas, ó Deus, que precisam perdoar. Trasformi queste persone che hanno bisogno di perdonare. Deus, é tão difícil a gente fazer isso, Pai. Dio, è tanto difficile fare questo. O Senhor conhece o nosso coração humano, Deus. Il Signore conosce il nostro cuore umano. O Senhor sabe, Deus, que nós somos pecadores, Il Deus. Signore sa che noi siamo peccatori. Mas, Deus, nós pedimos e clamamos, Pai, Ma noi, Signore,
adoriamo e ti acclamiamo, para que o Teu Espírito Santo venha e nos transforme, affinché lo Spirito Santo venga e ci trasformi, para que a gente consiga perdoar os nossos inimigos, affinché noi riusciamo a perdonare i nostri nemici, para que a gente consiga amar os nossos inimigos, affinché riusciamo ad amare i nostri nemici, para que a gente possa também, Deus, conseguir pedir perdão para aqueles que nós temos sido inimigos, Deus. affinché noi riusciamo a perdonare anche a quelli che ci hanno fatto qualcosa, i nostri nemici. Deus, nos ajuda, Pai, Signore, aiutaci, para que nós possamos transformar esse mundo, Deus. affinché noi riusciamo a trasformare questo mondo, Para que a Signore. gente volte a ser reconhecido, Deus, como aquela família que se ama. Affinché noi riusciamo ad essere riconosciuti come quella famiglia che si ama. Deus, para que nada, Deus, possa nos acusar, Deus, de falta de perdão. Affinché, Signore, nulla ci possa accusare per mancanza di perdono. Para que a gente possa fazer diferença. Affinché noi possiamo fare la differenza. Para que nós sejamos relevantes no Teu Affinché reino. noi possiamo essere rilevanti nel tuo bene. Que a Tua salvação venha aos corações daqueles que estão perdidos hoje, Che la Deus. tua salvezza venga nei cuori di quelli che sono persi, Signore. É isso que eu oro, Pai. È questo che io prego, Em nome de Jesus. nel nome di Gesù. Amen. É importante a gente conseguir entender L'importante è che noi capiamo que a gente deve transformar o nosso ser che noi dobbiamo cambiare il nostro essere para transformar o próximo. per trasformare il prossimo. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, Che Dio possa benedire le vite para vostre. que Deus possa transformar Che Dio possa trasformare e derramar da sua graça na vida de e vocês. che possa dare la sua grazia a voi. Amém? Amen. Amém. Não, vou fazer. Questo momento per continuare la nostra lode, la nostra adorazione, è quel momento che facciamo tutto che possiamo dare al nostro Dio, fa parte di quello che siamo, di quello che dobbiamo dare anche a Dio. Dare la nostra decima, la nostra offerta a Dio è anche parte della nostra adorazione. Che possiamo fare questo, anche questo con gioia. Possiamo dare il nostro essere a Dio. Amém. Nel momento che abbiamo cantato questo canto non aveva il testo, faremo di nuovo Beati, perché io penso che il pastore ha detto di unità, di pregare per i nostri amici, e è così che dobbiamo cantare. Se non camminiamo uniti non potremo evangelizzare i nostri amici, la nostra famiglia, ok? Enquanto facciamo l'offerta possiamo cantare Beati, ok? Alziamoci in piedi per favore. Cantiamo insieme. Beati sono quelli che sono nella casa tua, Signore, e prendono la forza in te, e i loro cuori sono resi a te. Cantiamo da capo, Beati. Beati sono quelli che sono nella casa tua, Signore, e prendono la forza in te, e i loro cuori sono resi a te, e noi cresceremo
nazione, vieni a salvare, a benedire, noi ti preghiamo, oh Signore Dio potente, per questa nazione, vieni a salvare, Solo tu sei santo. solo tu sei santo, solo tu sei santo, solo tu sei santo, Signore. Solo tu sei santo, solo tu sei santo, solo tu sei santo. Cantiamo, solo tu sei santo. Solo tu sei santo, solo tu sei santo, solo tu sei santo, Signore. Solo tu sei santo, solo tu sei santo, solo tu sei santo, Signore. Noi ti preghiamo, oh Signore Dio potente, per questa nazione, vieni a salvare, a benedire, noi ti preghiamo, oh Signore Dio potente, per questa nazione, vieni a salvare, a benedire. Amen, Padre. Noi ti vogliamo ringraziare, Signore, perché sappiamo che tu sei il nostro rifugio e noi possiamo sempre contare su di te, Padre. Solamente tu ci dai quello che nessun altro può darci, Padre. Noi ti chiediamo, Signore, che tu possa salvare la nostra nazione, Signore, e riportare, Signore, i tuoi figli, Signore, al tuo altare, Signore, che noi veramente possiamo avere il desiderio nel cuore di guardare il nostro prossimo e dire: Dio ti ama, io voglio che tu sia con me. E questo noi ti chiediamo, Signore, e ti chiediamo anche per le offerte, per le decime, per coloro che non hanno potuto offertare, che tu possa provvedere e essere sempre davanti a noi, Padre. Ti ringraziamo. Amen. Amen. Chi è stato benedico così, no? Quem foi abençoado? Benedetto. Chi è stato benedetto oggi? Non lo so se c'è alcuni annunci, qualcosa. No? Tutto a posto? E grazie per il vostro tempo, grazie per essere qua con noi. E io farò una preghiera per finire questo momento di culto. Dio, ti ringrazio per questo momento, ti ringrazio perché tu sei il nostro Re, tu sei quello che voleva cambiare il nostro cuore, Dio. E in questo momento, Dio, io volevo chiedere che il tuo amore, l'amore di Dio, il nostro Padre, la grazia salvatrice di Gesù Cristo e la consolazione dello Spirito Santo con noi siamo, con tutto il popolo di Dio, sia tutta la terra di oggi e sempre. Amen. Va in pace.